Aumento di contagi e il tasso dell'RT Veneto tra i più alti in Italia sono dati che giorno dopo giorno preoccupano della cosiddetta convivenza con il coronavirus. Ma come spiega il professor Mario Plebani dell'Università di Padova, si tratta di numeri e dati assolutamente prevedibili. Ivana Godnik. Nel momento in cui vengono riaperte i confini, c'è un ritorno di persone che non hanno avuto controlli e che dobbiamo invece noi controllare e soprattutto si diminuisce così della guardia, allora ricompare l'infezione perché il virus non è morto. Infatti la quotidianità anche nel chiostro del Giustinianeo dell'ospedale di Padova, tra chi legge il giornale e chi ammazza l'attesa chiacchierando all'ombra, è fatta di mascherine correttamente indossate o abbassate. A preoccupare negli ultimi giorni appunto la crescita dei nuovi contagi, anche se in realtà i ricoveri sono pochi e i degenti nelle terapie intensive 2 ormai da diverse settimane. Tra i motivi forse i soggetti colpiti più giovani e meno a rischio e poi le terapie mirate applicate da subito. La carica virale è diminuita perché le misure di lockdown, il distanziamento fisico, eccetera, hanno prodotto i risultati auspicati. Adesso il problema è di far capire alle persone che c'è una responsabilità individuale nel mantenere la guardia e nel mantenere le misure di sicurezza. Il professor Mario Plebani, direttore del laboratorio di analisi dell'Università di Padova, ha passato i mesi più duri della pandemia a studiare anticorpi e immunità, studio che ora allarga anche ai più piccoli. Nell'ottica della riapertura delle scuole noi stiamo studiando un modo per facilitare la determinazione nei bambini degli anticorpi attraverso l'uso di quelle semplici raccolte di sangue nelle cartine di cui già tutti sono abituati perché c'è lo screening neonatale per le malattie metaboliche e questo potrebbe essere un modo agevole per conoscere la sieropositività.